Allora, Katia Maccarrone è il sindaco di Campo San Piero, un importante comune dell'Alta Padovana. Voi ospitate in maggio la Fiera della Fragola, mi pare che sia corretto dire Fiera della Fragola. Quest'anno all'interno della Fiera della Fragola ci sarà anche la premiazione di questo concorso fotografico nazionale. Ecco, Campo San Piero, insomma, quest'anno, ma anche gli anni precedenti, ormai da 5-6 anni, protagonista in questo periodo primaverile, anche con delle iniziative a sfondo benefico in questo caso. Certamente. La Festa della Fragola è la principale manifestazione cittadina di Campo San Piero e è giunta alla 43esima edizione. È una fiera regionale, come diceva lei, dedicata ai prodotti tipici del nostro territorio, quindi le fragole, gli asparagi, i prodotti ortofrutticoli. Difatti il momento clou della manifestazione si svolge proprio la domenica con l'esposizione, la mostra mercato di questi prodotti. Ma la Festa della Fragola è impreziosita da tante altre iniziative che ci sono all'interno, tra cui una delle più qualificanti è proprio la mostra fotografica, il concorso fotografico giunto alla 6ª edizione, che quest'anno è arricchito anche da un aspetto così di solidarietà. E devo dire che la solidarietà e l'attenzione alle associazioni è presente nell'ambito della Festa della Fragola anche attraverso altre iniziative. Ad esempio, proprio la domenica ci sarà tutta un'area del comune dedicata all'esposizione di associazioni della provincia di Padova coordinate dal CSV, che avranno la possibilità di farsi conoscere e di esporre i loro materiali. Inoltre il lunedì sera, come chiusura della manifestazione, si terrà una cena proprio dedicata alle associazioni, dove si raccolgono anche dei fondi per un'ulteriore iniziativa benefica.